Allora, abbiamo deciso di convocare i signori giornalisti della Stampa per divulgare un'informazione che noi riteniamo molto importante agli studenti dell'Ateneo Catanese. Non a caso accanto a me c'è il direttore dell'ERSU che insieme a tutti i funzionari di quest'ente, ormai ridotti pochissimi ma brevissimi, sta portando avanti un lavoro molto importante a favore degli studenti dell'Ateneo Catanese. È una ragione in più per i ragazzi dell'Ateneo Catanese di restare a Catania. Prima buona notizia, per la terza volta, non ci siamo riusciti per 2 anni, ma quest'anno con gli avanzi di bilancio e con fondi propri, il direttore e lo staff dell'ERSO è riuscito, tutti noi insieme, a raggiungere circa l'80% delle borse agli idonei, ad esclusione del primo anno. Questo significa, fondi nostri, che ancora attendiamo i fondi ministeriali. Non appena giungeranno i fondi ministeriali, mi auguro il più presto possibile, dovrebbero essere già arrivati, non ci sono, raggiungeremo il 100% delle borse di studio. Io ho avuto modo di informare di questo dato il magnifico rettore professor Priolo, il quale è stato entusiasta e mi ha chiesto di dare un saluto ai ragazzi, e quindi un altro elemento in più. Quindi l'Università di Catania da questo punto di vista non è seconda a nessuno, non è seconda a nessuno neanche per quanto riguarda l'alimentazione. Noi diamo 300.000 posti l'anno e grazie all'impegno dell'ex procuratore di Catania, il dottor Michelangelo Patanè, che ha presieduto una gara milionaria per la ristorazione. In tempi record si è fatta la gara, ha vinto una ditta di fuori, Leidos, una ditta francese, che si è impegnata addirittura a prezzi minori rispetto a quelli del capitolato a erogare dei pasti. Naturalmente il dottore Patanè, anche io tra breve non ci sarò più perché sono stato eletto direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Università, quindi sarò sostituito. Chi mi sostituirà? Mai il direttore, che mi auguro non sarà sostituito mai perché sta facendo un lavoro straordinario. Andremo a verificare la qualità dei pasti erogati e continueremo a stare molto attenti su questo. Terzo punto, gli alloggi, è il punto critico per una ragione che non mi è data sapere. La controparte, la Sar Costruzioni, ha interrotto inopinatamente le trattative nel momento in cui stavamo facendo la transazione. Per questo abbiamo intenzione di agire legalmente, perché ci vengono meno 300 posti letto. Ecco la ragione per la quale ho scritto già da un po', non ho ricevuto ancora risposta, al Presidente della Regione, perché desidero sapere con chiarezza, dal momento in cui ha destinato l'ex area del Vittorio Emanuele ad altra destinazione, che peraltro come cittadino trovo straordinariamente interessante, quindi un polo museale, però desidero sapere cosa vuole dare agli studenti dell'Università di Catania, quale altro polo dismesso degli ospedali. Ce ne sono tanti, perché noi abbiamo veramente una fame di posti letto. Ne abbiamo 650, alcuni sono sub iudice perché stiamo aspettando che terminino i lavori di adeguamento antisismico, e quindi abbiamo veramente bisogno di alloggi. Manifestazione di interesse per cercare di avere alloggi in zone strategiche della città che siano antisismiche. Attraverso voi lo continuiamo a chiedere, quindi spero di riuscire a raggiungere perlomeno quel 1500 posti letto di cui abbiamo assoluta necessità. Perfetto. Due parole del direttore. Certo, assolutamente. Sì, semplicemente in aggiunta sono tecnicamente 5.153 borse di studio che abbiamo dato quest'anno, pari all'80%. Il 100%, così come ha detto bene il nostro Presidente, il professore Cappellani, sarà raggiunto quando verrà
arriveranno i trasferimenti del fondo integrativo statale, saranno parecchi milioni di euro, quindi che andranno a confluire per il completamento delle borse di studio al 100%. Questo traguardo sicuramente sarà raggiunto tra gennaio e febbraio, ma quest'anno è un grande obiettivo che l'ERSO di Catania sta raggiungendo, quello di dare una percentuale molto alta che dà la possibilità veramente ai giovani, ma a tante famiglie, di poter completare il corso di studi. Nei tempi previsti dai bandi, quindi l'abbiamo fatto con la massima attenzione. Questo è un altro ringraziamento che do al direttore. Ma soprattutto un grande obiettivo raggiunto, ma con pochissimo personale. Questa è una denuncia che faccio sempre, purtroppo è inascoltata, ma perché è un problema ormai regionale. Il problema è che abbiamo pochissimo personale e mette in grave difficoltà a volte anche l'erogazione dei servizi normali come l'accesso a mensa, come in questi giorni l'afflusso di ragazzi è determinato anche, che stiamo cercando di poter aspettare, è determinato anche da poco personale presente. Spesso per problemi tecnici dobbiamo ridurre anche i servizi, ma cerchiamo di completarli, cerchiamo di dare il massimo delle richieste. Catania raggiungere il 100% delle borse di erogazione delle borse di studio è il gold standard, quindi che i ragazzi se ne vadano fuori con questo dato. Secondo me noi abbiamo un'università che, seppure bersagliata dalla stampa, da quello che è successo, sul quale naturalmente non faccio nessun commento, ma è un'università antica, un'università allo stesso tempo modernissima e di grandissimo rilievo. Inoltre la possibilità di avere questi servizi che vengono erogati dall'ERSO è un'attrattiva in più, non soltanto per gli studenti nostri, ma anche per l'incoming degli studenti stranieri per l'Erasmus. Noi abbiamo avuto 700.000 euro di premio da parte del governo grazie all'espressione di gradimento da parte degli studenti Erasmus che venivano da fuori. Quindi questo è un altro parametro importante per la valutazione delle università. Io ora vado al Dipartimento e cercherò di fare lo stesso lavoro anche sul settore universitario, perché la nostra, vi ripeto, è un'università di altissimo profilo. Se c'è qualcuno che ha sbagliato nella gestione dell'università non significa che l'università va mandata alle ortiche. Questa è un'ottima università che deve assolutamente formare, come ha fatto finora, studenti e professionisti di altissimo livello. La politica li deve fare restare in Sicilia.